Bene, eccoci insieme anche oggi in compagnia di Andrea Crestani, che è il direttore di Ambi Veneto, l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue, quelli che insomma chiamiamo i consorzi di bonifica. Sono 10 nel Veneto, più un consorzio di secondo grado, il consorzio irriguo Lebbe, Lessino Euganeo Berico, che è una delle grandi aste irrigue del nostro paese, perché di questo parliamo. Parliamo di acqua e parliamo di irrigazione. Una volta si usava dire dalla protesta alla proposta, qua nessuno protestava, però c'era un dato di fatto molto preoccupante che era la siccità incombente. Per fortuna le piogge dei giorni più recenti hanno mitigato una situazione che comunque rimane preoccupante, soprattutto per quanto riguarda l'altezza delle falde acquifere, anche se per il settore agricolo insomma, abbiamo scavallato, come si usa dire, il momento critico, adesso insomma, le esigenze dovrebbero man mano diminuire. Il ragionamento che ha fatto Ambi Veneto anche in una recente conferenza stampa è stato quello di dire i dati Istat significano che il nord-est è tornato a essere un po' la locomotiva del nostro paese. È cresciuto più 1,2% rispetto alla media nazionale e in questa situazione positiva l'agricoltura ha segnato un incremento del 4,5%. Bene, il ragionamento è: se il nord-est è la locomotiva d'Italia e in questo l'agricoltura è insomma, una parte importante, bisognerebbe destinare adeguate risorse a far sì che questa agricoltura possa ulteriormente crescere. Nel 2016 l'agricoltura ha segnato, e l'agroalimentare in genere, un aumento di quantità prodotta del 4,1%, rappresenta 5,7 miliardi di euro di produzione agricola lorda, sono 470.000 gli ettari a seminativo, cereali e oleose in particolare, 87.000 ettari di vigneti, 27.600 ettari di produzione orticole, 19.800 frutteti, insomma una realtà straordinariamente importante. Il ragionamento che voi fate è questo: a fronte di questa richiesta, quali sono oggi le risorse in campo? Sì, certamente siamo partiti dall'analizzare dei dati inconfutabili per quello che sta emergendo, cioè un'agricoltura che è il traino del PIL del nord-est e soprattutto ha incrementato il valore complessivo del PIL di alcuni decimali, quindi dallo 0,9 all'1,2%. Un 4,5% significa veramente una risorsa importantissima. Ecco, un'agricoltura così efficiente, così specializzata, che innova più di ogni altra agricoltura, perché dobbiamo anche tener conto che la stessa agricoltura nell'area centro e nell'area sud del paese segna un dato di flessione rispetto invece a un più 4,5 del nord-est. Allora, può un'agricoltura così efficiente, che guarda il futuro, avere delle infrastrutture non adeguate, infrastrutture irrigue? Ma la domanda principale è: questa agricoltura è un'agricoltura totalmente irrigua? È un'agricoltura che vive di acqua. Senza l'acqua non potremmo avere i risultati di produzione lorde, vendibili, come si stanno dimostrando. Allora, se l'acqua è questo fattore determinante, primo fattore di produzione per questa agricoltura, di pari passo abbiamo bisogno di delle infrastrutture irrigue adeguate. E il ragionamento che abbiamo fatto noi, che stiamo presentando, è proprio un'analisi di come sono le infrastrutture irrigue della nostra regione e le necessità che avrebbe bisogno una regione come il Veneto. Partiamo da un presupposto che abbiamo uno scenario che oggi, sia a livello nazionale, comunque con risorse comunitarie, sono messe a disposizione delle risorse. Sono sufficienti o non sono sufficienti? Questa è l'analisi che abbiamo fatto in questi giorni. Ecco, tanto per continuare a dare alcuni dati, gli ettari irrigati nel Veneto sono circa 600.000, di questi però solo il 34%, circa quindi 200.000 ettari, sono cosiddetti serviti da irrigazione strutturata, che vuol dire il massimo dell'efficienza, 160.000 ettari con canalette a gravità e 40.000 ettari con impianti a pressione, perché uno comunque dei grandi obiettivi da qui al futuro prossimo è quello di rendere massimamente efficiente il sistema irriguo.
Poi ci sono 400.000 ettari che sono serviti dalla cosiddetta irrigazione di soccorso, vale a dire quella di emergenza, insomma, Certo. prendi l'acqua dalla canetta vicino e irriga il campo. Che utilizza i canali di bonifica per l'irrigazione, quindi utilizza la rete di scolo delle acque meteoriche. Ecco, ma tanto per arrivare poi al conquibus, adesso a livello nazionale ci sono 300 milioni di euro destinati al piano irriguo nazionale in tutta Italia, cui poi si abbinano altri circa 300 milioni, poco meno, destinati dal CIPE, cioè il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Certo. Al Veneto, dalle vostre estrapolazioni, quanto dovrebbe arrivare? Purtroppo le risorse messe a disposizione, che peraltro sono due tranche importanti, una è un piano, è uno dei 5 piani dello sviluppo rurale nazionale, che per le misure per le infrastrutture irrigue, che mette a disposizione 300 milioni di euro per l'intero territorio del Paese. Quindi necessità sicuramente elevate, importanti, 300 milioni distribuiti sul territorio sono sicuramente poco. I consorzi di bonifica del Veneto hanno redatto 20 progetti esecutivi, 147 milioni, cioè sì, già di per sé il Veneto avrebbe bisogno del 50% di quelle risorse. Su questo piano, il cui bando, la prima scadenza era il 30 di giugno, adesso con una proroga tecnica per altri 60 giorni, i consorzi hanno presentato la loro progettualità esecutiva. Il taglio era massimo 20 milioni, noi siamo riusciti con 10 progetti, praticamente uno per consorzio, 10 piani, a presentare progetti cantierabili immediatamente esecutivi per 147 milioni. È inevitabile che di quei 300 messi a disposizione il Veneto probabilmente sarà bravo, diciamo, fra virgolette, se riuscirà a portare sul territorio investimenti dai 20 ai 40 milioni di euro, non di più, quindi una cifra che si aggira intorno al 10%, insomma, ecco, questo è gli importi che noi presumiamo possono arrivare in Veneto. Sicuramente non soddisferanno minimamente quello che è la progettualità che abbiamo presentato. A fianco ai 300 milioni del piano irrigo nazionale, o meglio di questo piano di sviluppo rurale nazionale, il Fondo di Sviluppo e Coesione, attraverso il CIPE, ha messo a disposizione ulteriori 295 milioni. Sono risorse anche queste comunitarie, però hanno un vincolo di destinazione, diciamo così. L'80% di queste risorse sono disponibili per il sud e il 20% per il centro-nord. Anche da queste ulteriori tranche di circa 295 milioni, in Veneto, rispetto a questa progettualità presentata, potrà riceverne non più di 10-20 milioni di euro. Quindi se nel complesso, rispetto a queste due tranche messe a disposizione, cioè 300 milioni e 295, noi riusciremo a finanziare progetti per circa 60 milioni di euro, saremo veramente al top. Quindi ne mancano circa 120? 80. 80 ne mancano. E voi, devo dire, con la concretezza veneta avete detto, beh, a questi potrebbe supplire la Regione con un piano pluriennale, corretto? Sì, perché effettivamente la progettualità che abbiamo, che è stata presentata, è una progettualità immediatamente esecutiva, quindi praticamente ha risorse assegnate, tempo 6 mesi, il cantiere è già aperto, cioè manca solo la gara di affidamento. Quindi i progetti sono immediatamente cantierabili, sono tutti progetti di riconversione irrigua, tutti progetti che hanno come elemento di efficientamento il risparmio della risorsa idrica fino a un massimo del 25% di risparmio. Quindi, come prevedono le norme europee. Come prevedono le norme europee, ma sono praticamente tutti cantieri di efficientamento della rete irrigua. Alla Regione abbiamo chiesto se sono progetti immediatamente esecutivi, cantierabili, che hanno nome e cognome, aree geografiche di riferimento e territori e agricoltura mirata, a quel punto qua qualcuno deve cominciare ad investire su questi progetti. Lo Stato ne metterà probabilmente una parte, non è sufficiente per tutto, l'altra parte abbiamo chiesto alla Regione di finanziare un piano regionale per l'irrigazione pluriennale, mettendo a disposizione alcuni milioni, abbiamo fatto una proposta di 6-8 milioni di euro all'anno, quindi in 10 anni, per arrivare a finanziare l'altra tranche, quindi gli altri 80 circa milioni che mancheranno all'appello sicuramente dopo questo, al fine di finanziare un primo grande progetto per l'irrigazione da 147 milioni di euro, che per un'agricoltura che produce
e che ha le performance che dicevamo prima, forse è niente. Perché per un'agricoltura che produce 5,7 miliardi di produzione lorda vendibile, in una regione che ha come fiore all'occhiello le produzioni tipiche e a denominazione come il Veneto, ad oggi non ci sono risorse per gli investimenti irrigui, sono zero. Abbiamo chiesto di investire qualche milione di euro, quindi a fronte di 5,7 miliardi, 5-6 milioni di euro, va bene, siamo sull'1%, va bene, potrebbe essere il minimo per efficientare le reti, garantire la distribuzione dell'acqua alle imprese agricole e soddisfare un'agricoltura così efficiente. Verrebbe da dire l'appalissiano il ragionamento. Detto questo, va anche ricordato che per riuscire ad arrivare a ciò, al di là dei vincoli di bilancio, c'è bisogno di un salto culturale da parte di tutti, insomma, da parte dell'opinione pubblica, perché è importante capire che l'irrigazione non è solo a servizio dell'agricoltura, ma è a servizio dell'ambiente nel suo complesso, e dall'altro credo che anche sottolineare, insomma, come le risorse del CIPE destinino l'80% al sud e il 20% al nord, al di là di qualsiasi altro tipo di ragionamento, però dimostra come siano state tarate su una situazione climatica e meteorologica diversa da quella che si sta registrando negli anni più recenti, dove sono le regioni del nord quelle a soffrire maggiormente e quelle che sono contemporaneamente meno infrastrutturate per poter raccogliere l'acqua. Sì, il Fondo di Sviluppo e Coesione distribuisce risorse su tutti i settori. È inevitabile che nel momento che interveniamo sulle infrastrutture irrigue, le esigenze infrastrutturali di un'agricoltura del nord rispetto a quella del centro-sud sono sicuramente diverse, ma soprattutto perché partiamo dal ragionamento iniziale, dove l'agricoltura così efficiente è tale solo perché è irrigata. Il nostro famoso slogan che usiamo sempre, che il cibo è irriguo, si cala realmente poi nelle produzioni, perché se questo fosse solo uno slogan non avremmo poi i dati di bilancio del settore agroalimentare, che è straordinariamente performante in questi anni. Non possiamo, se ho ancora qualche minuto, ancora qualche secondo. Ecco, non possiamo dimenticare che gli investimenti infrastrutturali noi li chiediamo con forza a fronte delle continue emergenze idriche che si stanno verificando. Non possiamo dimenticare, magari in questo momento è sopito il problema dell'emergenza idrica per effetto di qualche pioggia che ci ha graziato, però è altrettanto vero che viviamo oramai costantemente e a cadenze molto ravvicinate in termini di anni di crisi idriche dovute a un cambiamento climatico che un'agricoltura efficiente non può sopportare, deve reagire in termini di infrastrutture. Chiudo in velocità, grazie ad Andrea Crestani, direttore di Ambiveneto, i consorzi di bonifica. Alla prossima.